Grandissima preoccupazione ovviamente, perché non è soltanto il ghetto l'obiettivo principale, potrebbe essere qualsiasi ebreo che passa per la strada l'obiettivo principale. Avvolto da una leggera nebbia e dal silenzio di una Venezia in bassa stagione, il candelabro a 9 braccia che celebra la Hanukkah, la festa delle luci, svetta in campo del ghetto Novo e appare lontanissimo dalla stessa ricorrenza che si è trasformata in stragi in Australia, dall'atto terroristico di un padre e figlio affiliati all'ISIS che hanno sparato contro la folla provocando 15 morti e 38 feriti. Invece l'Australia è più vicina di quanto possa sembrare. La strategia retorica che è stata usata accanendosi e mostrificando Israele come Stato e non soltanto il governo, e poi da Israele si è passati a mostrificare tutti gli ebrei del mondo, qualche cosa si immaginava che potesse succedere. La sicurezza al ghetto di Venezia è stata aumentata e paradossalmente è una brutta notizia perché è l'indice di un rischio reale. Dario Calimani è presidente della comunità ebraica ed è sconcertato dal diffondersi di un clima antisemita che non si viveva dai tempi che finirono con la vittoria degli alleati sui regimi nazisti e fascisti. Credo che sia il periodo peggiore che la comunità abbia mai passato, la comunità non solo veneziana, italiana, europea, cioè c'è un risorgere di antisemitismo generalizzato, ma lo si vede dai giornali, dalle televisioni, dai social che amplificano e generalizzano questo odio. A lasciare allibiti, secondo Calimani, è soprattutto la superficialità di un dibattito pubblico cui mancano le nozioni fondamentali, spesso fatto da chi non è nemmeno in grado di distinguere la differenza tra israeliani ed ebrei, tra Stato di Israele, in cui peraltro un abitante su 4 non è ebreo, e il governo attualmente in carica dello Stato di Israele, che secondo i sondaggi è minoranza nel paese. Ci sono cittadini anche veneziani che passano per il ghetto e al primo che passa diciamo lo insultano per evitare parolacce, ecco, lo insultano senza nessun motivo, semplicemente perché è ebreo. Noi non riusciamo neanche a capirla questa cosa, è come se noi trovassimo un ucraino per la strada o un russo per la strada e lo insultassimo in quanto ucraino, in quanto russo, in quanto è sostenitore di Putin o di Zelensky. È la stessa cosa, però l'ebreo è diverso, l'ebreo se lo merita.